Sicuramente il modello che noi siamo abituati a vedere, il modello cinematografico, letterario del famoso Padrino con Coppola e Lupara, è un modello che decisamente fa parte del passato e devo dire sotto certi punti di vista oggi, come diceva lei, assolutamente un modello insidioso è anche estremamente più difficile da investigare e da contrastare, perché chiaramente è un modello, un'esposizione, un comportamento camaleontico, un comportamento che si insidia nel tessuto sociale e oggi spesso si ha difficoltà a percepire chi è il mafioso, chi è la vittima e chi è che va a cercare il mafioso. La pandemia ha sicuramente amplificato le difficoltà economiche del territorio, quindi ci sono state tutta una serie di aziende che sono andate in crisi e soprattutto una necessità da parte del mondo imprenditoriale di avere liquidità per fare business in termini leciti di attività imprenditoriale e quindi ricorrere a finanziamenti. Negli ultimi anni l'azienda mafia, perché io ritengo che forse il termine giusto azienda mafia, spesso si sostituisce al circuito bancario ufficiale, con dei grandi vantaggi per gli imprenditori, possibilità di elargire grandi quantità di denaro in tempi rapidi, assoluta non necessità di avere delle garanzie e quindi chiaramente per l'imprenditore è molto più facile aprire linee di credito in quella direzione che verso il circuito bancario. Quindi spesso si ha difficoltà, come le dicevo prima, a capire chi cerca chi, perché spesso non è il mafioso che cerca l'azienda in crisi, ma è l'incontrario, l'imprenditore che va a cercare l'azienda mafiosa. Sono cambiati comportamenti, modelli comportamentali, lei prima citava l'usura, mi risulta anche a livello investigativo che oggi il modello, l'immaginario dell'usuraio, quindi l'uomo violento che in modo estremamente rigido, tra virgolette svizzero, va a chiedere la riscossione puntuale della rata, spesso anche quello è un modello che fa parte del passato. Oggi c'è una visione a tutto tondo anche di quel tipo di attività, è molto più premiale non esasperare la vittima ed è molto più premiale per l'azienda mafia spesso rimettere in carreggiata il debitore, rimettere in carreggiata l'azienda con cui si entra in affari perché riproduce business e amplifica gli investimenti, quindi il guadagno dell'azienda mafia. Questo che cosa determina? Determina un contrasto sociale nettamente inferiore perché chiaramente non ci sono situazioni di esasperazione, ci sono situazioni spesso di equilibrio tra vittima e situazioni passive della vittima e l'azienda mafia e quindi chiaramente il contrasto sociale è pari a zero, stessa vittima spesso non ha la volontà, non percepisce la necessità di denunciare all'autorità giudiziaria, all'autorità di polizia queste situazioni di crisi, per cui ecco come le dicevo prima è più difficile identificare il nemico, comunque l'avversario.